Alla fine lotta Camilleri e riesce ad avere la meglio scaricando a Parisi. Greco in avanti, Domicoli non ci arriva, neanche la difesa, poi Alabi si allontana. Ievolella sembra aver dato una gomitata a Domicoli, che protesta un po'. Deve stare attento ovviamente perché è ammonito. Attenzione qui a Riesi, scappa via il numero 20 Schittino, ce l'ha sul destro, la palla in mezzo, bacia il palo ed entra in porta. E attenzione perché Riesi in vantaggio quando siamo al 22esimo minuto. Il gol di Schittino che va ad esultare davanti ai suoi tifosi, venuti qui al Presti per supportare i propri giocatori. Camilleri, il filtrante per Ferrigno, ce l'ha sul destro, atterrato da Terrana 2 volte, stavolta sì, questa volta è calcio di rigore. Quando siamo al minuto 26 la Mogera ha l'occasione per pareggiarla. Peppe Domicoli, mani sui fianchi, calcia col destro e spiazza il portiere con la maglia numero 41 Alessi. Il gol di Peppe Domicoli che pareggia i conti. La Mogele è ancora vivo, la Mogele è ancora vivo. Siamo al 55esimo di gioco, al 10° della ripresa, punteggio ancora di 1-1, stesso punteggio della prima frazione di gara. Palla allargata verso il capitano Ievolella. Sciarrino, Pirrello, ancora Ievolella, la palla per Schittino, ottimo il controllo, e il destro di Schittino, e la doppietta del numero 20 che trafigge Vedda e porta nuovamente avanti i suoi all'11° di gioco. Ma questo è davvero un gran gol. Cerca l'inserimento di Acia, tocco di mano netto da parte del giocatore del Riesi, poi Parisi, Ferrigno anticipato dall'arrivo di Terrana. La tribuna non ci sta, questa sufficienza dimostrata da Ferrigno, la palla per Amodeo, il destro che va ad inzaccarsi all'angolino da parte del numero 33 giallorosso. 3-1 Riesi. E adesso si mettono davvero male le cose. Finisce qui, il Riesi va in prima categoria, la Mogela perde in finale contro i giallorossi col punteggio di 3-1. Poco da dire, i giallorossi hanno meritato di vincere, i bianconeri potevano sicuramente fare di più.